Oggi 4 marzo è la giornata mondiale contro l'obesità, una malattia che diventa più rischiosa con il Covid e più grave per le ansie provocate dalle chiusure. Davide Piriokos. Una patologia che si lega e ne produce altre. Chi è affetto da obesità spesso sviluppa diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, persino alcuni tipi di tumori e in caso di infezione da Covid il rischio di dover ricorrere alla ventilazione meccanica aumenta dell'80%. Nella giornata mondiale contro l'obesità, chi si occupa di questo male raccomanda massima attenzione anche verso le conseguenze sanitarie dei lockdown. Sono d'accordo anch'io, la restrizione è importante per difendersi dal virus, però ricordiamoci che la riduzione delle relazioni sociali produce delle situazioni particolarmente nefaste da un punto di vista dei comportamenti, e tra i comportamenti vi è quello, di rifugiarsi nel cibo, come per placare l'ansia. Per prevenire l'obesità è utile uno stile di vita sano, quello della dieta mediterranea, che però si riferisce al mondo di 60 anni fa, totalmente diverso da quello di oggi. Era una dieta povera, con delle persone che si muovevano dalla mattina alla sera, che facevano un'attività fisica per procurarsi quel cibo. Era una dieta frugale, non fatta da zuccheri raffinati. Le verdure, la frutta, il pesce, e il ritorno a dei cibi sani e sostenibili credo che sia il futuro. Sono giorni